Operazione di polizia giudiziaria portata a termine con successo dagli uomini dell'Arma dei Carabinieri del Comando Compagnia di Gorizia, che hanno arrestato due cittadini rumeni a cavallo dell'ex valico internazionale di Sant'Andrea, mentre stavano tornando in Italia dopo un periodo trascorso probabilmente in Romania. Dopo averli individuati, i carabinieri li hanno monitorati a lungo fino al fermo. I due rumeni, Julian Gheorghita e Rosu Aurel, ufficialmente incensurati, rispettivamente di 30 e 20 anni, erano seguiti dai carabinieri del comando provinciale di Perugia nell'ambito delle indagini sulla rapina in villa avvenuta il 3 febbraio scorso a Resina, nella periferia del capoluogo umbro, durante la quale una 53enne è stata violentata e un giovane è stato ucciso. Da alcune notizie giunte in redazione pare che il DNA di Julian Gheorghita corrisponderebbe alle tracce di sangue trovato su una scarpa lasciata durante la fuga dopo una rapina lo scorso anno a Bastia Umbra. Massimo riserbo viene mantenuto sulle indagini. Gli investigatori non escludono che due uomini possano essere coinvolti in altri colpi avvenuti in provincia di Perugia. Ai due vengono contestati reati di concorso in rapina, sequestro di persona, violenza sessuale e omicidio.